sicuramente assistiamo a una grande partita fondamentale per l'accesso ai playoff, infatti la classifica al momento il cuore mio è bianco e rosso, la fede profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, vogliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
Oggi può essere il canto del cigno sulla nostra stagione. Oggi potrebbe essere la svolta decisiva per poter andare ai playoff. 3 squadre racchiuse in un punto. 50 punti MTS Tecnica Air Santena, 49 Savis Volley Academy e Rotoblas Volano Volley. La stagione potrebbe concludersi oggi, come potrebbe proseguire. 3 squadre per 2 posti ai playoff. Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palacer di Santena in provincia di Torino per la 26esima e ultima giornata del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto l'MTS Tecnica Air Santena e la Rotoblas Volano Volley. La Rotoblas ci arriva con la mancanza importante che è Linda Giugova. Ti mandiamo ovviamente un grande saluto a Linda, che sicuramente ci sta seguendo. Un'altra assenza importante è Svetlana Longa, che lei non è per un infortunio che non c'è, ma perché oggi è a scuola per l'ammissione all'esame di Stato, ovviamente. Quindi facciamo un buon augurio e speriamo che sia andato tutto per il verso giusto. Saluto anche Gilberto Vignola, che anche lui per problemi di salute non può essere qui presente a Santena. Gli mandiamo un saluto e saluto anche al nostro mago delle statistiche Andrea Zeni, che anche lui ci sta seguendo sicuramente dalla diretta, ovviamente. Accompagnandomi al mio fianco ci sono Simone Zoni, direttore sportivo, e alla parte tecnica Silvia Briani, e nella parte anche di streaming per la attrezzatura Alan Berloffa, che come sempre ci fornisce il tutto. Allora, giornata allora scusate, c'è un po' l'emozione come è stato sabato scorso. Oggi, come detto, è una giornata importante, quindi vediamo come andrà a finire questa stagione, se sarà la finale di stagione o se ci aspetteranno altre 2 partite. Nonostante qualche acciacco, anch'io non voglio far mancare la mia presenza oggi qua in telecronaca. Ah, grazie, Oddio. Eccomi, scusate. Purtroppo anch'io sono affetto da acciacchi fisici. Ne prendo atto, purtroppo. Io spero che tu lo sarai da ricovero, visto la tua tendenza al traballamento con le sedie, È proprio per quello, ti dico. Allora. Eccoci, ritorniamo a parlare. Allora, gli arbitri dell'incontro sono il signor Matteo Trinchero della sezione di Cuneo e Asti, coadiulato dal signor Davide Ugolotti della sezione di Monza e Brianza.
Allora, perché ti fossi sintonizzato soltanto adesso, ho detto nel pre-partita che alla Rotoblast non ci saranno due giocatrici. Una è Svetlana Longa, che per motivi scolastici non per... quindi ha messo in primo piano lo studio per... Ovviamente l'in bocca al lupo viene anche dalla nostra regista, ovviamente anche da tutto il mondo Volano Volley, mentre l'assenza purtroppo seria è Linda Jugovas, che per chi non lo sapesse sabato nell'incontro con il Savis Volley Academy purtroppo ha avuto un grave infortunio durante un'azione d'attacco e probabilmente mercoledì sarà sottoposta a un intervento chirurgico, quindi diamo un grande augurio anche a Linda. Sta per essere annunciato lo starting player della Rotoblast Volano Volley e poi quello di Santena. Allora, formazione del Volano, ovviamente schiererà Maines d'acquisto al posto di Jugovac. Servizio Maines d'acquisto. Attacco vincente di Bianca De Stefanis, la capitana. Primo punto anche per Tantena. Milla Ferrari, però free ball concessa. Attacco vincente di sempre, stavolta di Ruggiero e stavolta vincente. 4 pari. Allora, siamo 4 pari, vediamo se abbiamo ristabilito la connessione. Se no vi chiediamo umilmente scusa, ma probabilmente il palazzetto che ha un brutto segnale. Servizio in rete di Michela Malinov. 5-4 Rotoblast. Pronta Ferrari ora al servizio. Battuto. Servizio battuto sul libero formaggio. Attacco quasi vincente di Graniero. Maines d'acquisto dall'altra parte. Subito dall'altra parte. E il punto sulla free ball. 6-4 Rotoblast. Ovviamente no, dice che la connessione va. Ferrari, servizio battuto su formaggio. E c'è l'invasione. Invasione contro Santena. Invasione contro Santena. 7-4. Timida protesta di Marco Zanelli, primo allenatore di Santena. 7-4. Ferrari al servizio, battuto. Sempre sul libero formaggio Granieri. Attacco. Out di Agnese Ruggiero, quindi 8-4 per la Rotoblast nel corso del primo set. Arriva il primo time out e noi andiamo con il primo giro di sponsor.
Vabbè, gli sponsor vanno sempre a spazio. Nuovo in diretta dal Palaster di Tantena. Siamo 8-4 a favore di Volano nel corso di questo primo set. Partita lunghissima ancora. Battuto da Ferrari questa volta su Malinov. Tentativo d'attacco fallito da Gaia Riva, perché la palla si peglia sul nastro, non la tocca nessuna del muro e quindi infrazione di quarto tocco. 9-4 punteggio a favore della Rotoblast. Ancora Ferrari al servizio. Ferrari battuto. Stavolta ancora a cercare Malinov. Attacco di Gaia Riva. Passa in mezzo al muro Petrustiello De Val. Quinto punto per la formazione. Quinto punto, dicevo, di Gaia Riva. Il servizio Ruggiero. Serve su Ferrari. Bortoli. Va al murata. E invasione di Volano. Prende di De Val sul tentativo di difesa. 6-9. Servizio battuto su Ferrari. Bortoli. Miners d'acquisto Murata. Monaco. Petrustiello Murata. Sempre a salvare Petrustiello. Stavolta l'attacco sorvola la metà campo torinese, ma la palla è out. 10° punto per la Rotoblast. Siamo 6-10 a favore delle biancorosse. Pronta De Val. Servizio battuto. Ranieri. Attacco proprio Miners d'acquisto a difendere. Attacca Petrustiello. Ha difeso Cabazza. Ancora l'attacco di Riva. Alzato. Attacca Miners d'acquisto. Bene così. Però c'è la difesa di Formaggio. Gaia Riva. Attacca De Val. Attacca Ferrari con la difesa al muro. E poi in terza linea Cabazza. Miners d'acquisto alza al CF. Aveva superato già la linea di 3 metri. Bortoli. E adesso a 10, quindi out. 11-10 e 11, scusate, 11-7. Petrustiello al servizio. Battuto. Alla lunga Maine d'acquisto, non ci ha provato. Cabazza. Free ball. Giocabile. Provata da Riva. Monaco. Attacca Miners d'acquisto. Cabazza difeso. Ancora Cabazza attacca. Non ci arriva. Monaco non ci arriva. 11-8. 11-8, quindi al servizio Gaia Riva. Battuto. Miners d'acquisto a ricevere. Bortoli attacca. Deve attaccare Miners d'acquisto. Deviazione del muro, ma c'è la difesa di Formaggio. E poi l'attacco vincente di Michela Malinov. Vale l'8° punto. E il 9° punto, scusate, per la formazione torinese. Punto di Riva. Miners d'acquisto. Tinesvolski troppo in difficoltà questo attacco. Cabazza, Petrustiello, Bortoli e poi Martinez Voschi, scusate, dall'altra parte. Ha salvato Martinez Voskis prima di mano e poi col piede. Difeso Monaco. Bortoli.
Camilla Ferrari ha provato l'attacco, ma c'era Granieri in agguato a difendere. Subito Bortoli forse. E Cabassa. 1-1 adesso. 10-11. Ok, arriva. Battuto in rete. 12-10. Pronta Maines d'acquisto sul formaggio. Granieri subito dall'altra parte. Monaco. Ferrari. Granieri. Tentativo d'attacco di Malinov. C'è la difesa di Monaco. Poi Ferrari. Camilla Ferrari. Camilla Ferrari. 13-10. Maines d'acquisto, servizio battuto, ha ricevuto formaggio, Granieri, attacco praticamente in solitaria di Stefanis, la capitana non si fa pregare, 15-13. Servizio proprio dalla capitana De Stefanis, auto il servizio, 14-11. Martinez Voschi, servizio battuto. Granieri alta. Tentativo Ferrari, Bortoli in bagger. Provato Maines d'acquisto, poi attacco vincente di Michela Malinov, 12-14. Sta mettere solo sta canzone su speaker. Sta mettere solo sta canzone, ogni attacco è di cosa boom. Cabazza battuto in rete il servizio di Cabazza, 15-12. Pronta Lala Bortoli al servizio battuto. Ho visto che ha ricevuto Granieri, attacca subito. Poi ci ha provato Ferrari. Attacco difeso da Monaco di... Salva questa volta formaggio. Cabazza. Petruziello a salvare. Però ancora giocabile per Tantena, che ci prova col pallonetto, che è out. È out. 16-12. Lala Bortoli. Ancora lei al servizio. Battuto il servizio. Ha ricevuto Malinov. Attacca Malinov. Palla giocabile. Monaco. Mamma mia che mischia subito De Val. Mamma che salvataggio di Riva. Però ancora giocabile da Roteblas. Petruziello. Carli. 17-12. Carlotta Petruziello. Time out Santena. Sponsor. Di nuovo in diretta dal Palazzer di Santena.
Siamo 17 a 12. Non so perché ho detto 18 a 12 prima, comunque chiedo scusa. 15. Allora 19 a 15. È una lotta proprio, segnale non segnale. Ferrari al servizio, non per colpa nostra purtroppo. Attacco tentato, ma c'è la difesa di Bortoli. Maines d'acquisto Murata da Nardoianni, entrata insieme a Menco. Servizio di Nardoianni. Bortoli subito, De Val dall'altra parte. Muro, De Val, però ancora giocabile a Santena. Bortoli, Monaco, attacca Petruzziello, out. 17 a 19. Si rifà sotto la formazione di Marco Zanelli. Al servizio ancora Malinov, scusate, Ruggiero. Ferrari, Bortoli, lotta Petruzziello, ancora giocabile. Bortoli al centro, Ferrari, ma va che bomba che ha disinnescato, credo Malinov. Giocabile Riva, Bortoli, provato Maines d'acquisto, giocabile Petruzziello, Bortoli. Centro Ferrari, deviazione vincente di De Stefani. 20 a 17. Allora 20 a 17. De Val, servizio su Malinov. Palla giocabile da De Stefanis, però c'è De Val, pronta in agguato. Petruzziello, Murata. De Val, lunghietta questa, infatti Maines è seduta. Maines! È andata bene qua. Mamma mia. Mamma mia. Matilda con la porta della disperazione. Con la porta della disperazione per regalare una free ball, per dare una free ball, si è trasformata in un punto per noi. De Val, battuto. Giocabile. Tuli. Maines d'acquisto. Allora rientrano in campo Cabazza e Granieri, ed escono Venco e Nardoianni. 17 a 22 il punteggio. Pronta al servizio. Pronta De Val. Ha ricevuto Malino. Tentativo salvato da Ferrari, però Bortoli concede una free ball. Formaggio, Granieri subito, Maines d'acquisto, subito dall'altra parte. 23 a 17. De Val al servizio. Battuto. Infrazione di quarto tocco. Perché abbiamo un leone anche se ha letto. Sesanovic pronto al servizio, scusate, è entrata in campo per Gaia Riva. 24 a 17. De Val. Sesanovic, Murata.
forse è giocabile. Cabatta dall'altra parte, De Val. Bortoli. Moines acquisto 25-17, primo set concluso. Andiamo subito con il sponsor e torniamo per il secondo set. Di nuovo in diretta dal Palacer di Santena, o Santena, che ormai non ho mai capito come si chiama questo paese. Allora, facciamo un riepilogo del live score. Palau ha vinto il primo set 25-21 con Don Coleoni, che è alle ultime chance di poter provare ad andare ai play out, sempre che riesca a guadagnare almeno 3 punti su volley Parella Torino. Però basta un punto e Torino è salva. Di bello al momento sul 21-14 nel corso del primo set. Villa Cortese ha vinto il primo set di 25-17 con Legnano, e tra Volley Academy e Parella 20-21 a favore di Torino. Trentino Leggero Argentario vince 24-21 il primo set con Volley Academy, Valtellina e Valchiavenna. Attacco vincente di Gaia Riva, 1-0 Santena, secondo set questo è. Dal servizio Malinov, servito su Monaco.
Martinez Bot che forse non andava neanche in campo. Però è giocabile ancora per la Rotoblast, che ha ancora una chance. Petruziello, difeso Malinov. Batta. Invasione di credo di Martinez Boschi. 2-0. Malinov, servizio in rete, primo punto anche per la Rotoblast nel secondo set. 1-2. Martinez Boschi al servizio, battuto, forse andava out. Pallonetto, Martinez Boschi, Petruziello, Carli, 2 pari. Siamo 2 pari adesso. Un po' di del campo adesso. Attacca Cabatta, difende minus d'acquisto Martinez Boschi. Carli 3-2. Tanto continua a tenere un attimino d'occhio il live score soprattutto di Volley Academy, che è quella con cui ci giochiamo i playoff insieme ovviamente a Santena. Ovviamente 23-21 intanto a favore di Volley Academy. Adesso attacca vincente e bomba di Ruggiero. Ora sta canzone. Ruggiero ha servito su Camilla Ferrari, attacca Camilla Murata, dove c'è Petruzielli in agguato, attacca De Val, difeso da Ruggiero. Riva, poco fa aveva fatto il punto. Petruziella, pallonetto, Carli, nuovo vantaggio Rotoblast, 4-3. Pronta l'ala bordo del servizio. Per un attimo vi dico come sta andando, se è finito il set a Volpiano. Petruziello ancora, Carlotta, fondato il muro di De Stefanis. 5-3 Rotoblast. Servizio battuto su Formaggio. Attacco in mezzo al muro, Petruziello, De Valdi. Gaia Riva, punto vincente. 4-5. 23-22. Granieri su Monaco il servizio. Ancora Petruziello ad attaccare, questa volta c'è Malinov in agguato. Attacca Cabatta. E vincente l'attacco di Nita Cabatta. Siamo qui 5 pari. Cinque pari. Servizio. Tortoli subito De Val, la salvata. Formaggio non più giocabile. 6-5. Comunque un applauso alle ragazze di Santena per il grande impegno, comunque, perché era già diventata complicata già con il super attacco della Rotoblast. 6-5. E al servizio Camilla Ferrari per le
per la formazione di Diego Ficarra. Servito su Formaggio, forse lunghetta. Ace! Camilla Ferrari 6-5. 7-5, scusate. Esatto, eccolo qua. In aggiornato anche il tabellone. Ancora Camilla Ferrari. Sì, dietro l'asta. Ancora Ferrari. Stavolta Formaggio serve in una buona posizione. Cabazza, difendo proprio Ferrari. Magnez d'acquisto. Era giù, era giù. Bortoli. Petruziello in campo. Simone. Dai. È arrivato il punto. È arrivato, basta. È arrivato. Senti, ma è arrivato. Non c'è bisogno di protestare. Il punto è arrivato. 8-5. Petruziello ha rimesso le cose a posto. 8-5. Ferrari. Ricevuto Cabazza. Va a attaccare Cabazza. Non c'è arrivata per poco Bortoli. 6-8. Sempre quella. 6-8. Riva. Petruziello Murata. Ma ancora giocabile. Ci prova Maine, forse andava out. Ancora giocabile. Ferrari. Subito De Val. Riva. Malinov. Monaco. Petruziello. Muro De Val. Monster block, monster block. Vabbè, non lo apro da un bel po' io. Servizio di De Val. Bello il servizio di Jessica. Malinov senza muro, ha difeso Bortoli. Mainer d'acquisto. Oddio, anche del muro. Cabazza attacca. Ferrari non ci arriva. 7-9. Allora, notizia. Volle Parella Torino ha vinto il primo set 26-24. Servizio De Stefanis. Bortoli. Maines da qui e Martinez Voskis. 8-9. Allora, la prima notizia. Ah, ecco. Adesso è arrivato un. Allora, De Stefanis al servizio 8-9. Bortoli. Maines d'acquisto. Ha salvato Cabazza. È ancora giocabile. Monaco. Petruziello. Oh mamma mia. Petruziello. Tutta difficoltà di l'altra parte. Subito Monaco. Attacco di Michela Malinov. Nove pari allora. Stefanis. Servito su Ferrari. Trizziello attacca. C'è Cabazza in agguato. Ancora Malinov. Bortoli questa volta. Monaco. Trizziello. Ancora Cabazza con l'ausilio del muro. Attacco al centro. Riva. Vincente. Vantaggio di Santena. C'è time out, sponsor.
nuovo in diretta dal Palaster di Santena. 19 il punteggio a favore dell'MTS Tecnes Santena. Bianca De Stefanis, ancora lei al servizio. Stefani, servito su Maines d'acquisto. Al centro Ferrari, attacca Ferrari, c'è la difesa. Ilaria Granieri. Basta, difeso. Non so se Bortoli, ma credo. Maines d'acquisto. Si spegne in rete. 11-9. Servito ancora De Stefanis. Al momento ha fatto un buon break. Maines d'acquisto. Chiude qui il break. 10-11 adesso. Servizio di Cabazza, ha salvato Petruzziello. Maines d'acquisto. Cabazza, Bortoli. Maines d'acquisto, Formaggio, Granieri, Malino, Murata, ancora Granieri, Formaggio in bugger, zona Cabazza, out. 11 pari. No, perché vai comunque. Si è fatto quel terremoto nelle orecchie. Carlotta Petruzziello al servizio. Siamo 11 pari nel corso del secondo set. Battuto. Malino, Granieri. Malino, atta. Vantaggio Rotoplas, 12-11. Petruzziello. Servito a filo di rete. Sacco vincente. Cavatta questa volta è vincente. 12 pari. Linda Cabazza al servizio. Bortoli. Attacco vincente. Camilla Ferrari in mezzo al muro. 13-12 il punteggio. Intanto è ricominciato il secondo set a Volpiano. Vantaggio intanto di Volley Parella Torino 4-2 sul Volley Academy. Siamo 13 pari perché poco fa, come avete visto dalle immagini, Maines d'acquisto ha servito in rete purtroppo. Servito di Malinov su Monaco. Martinez Volskis. Ottimo attacco di Ludovica. 14-13. Ancora scusate, al servizio Ludovica Martinez Volskis. Forse andava out, però ha ricevuto Malinov. Tentativo attacco vincente di Gaia Riva. 14 pari. Agnese Ruggiero al servizio. Battuto. Ricevuto Ferrari, però concessa free ball che De Stefani sfrutta perfettamente. 15-14.
Ruggero. Ancora nel servizio, battuto. Stavolta sul Maines d'acquisto, però ancora free ball. Ed è vincente l'attacco di Gaia-Riva. Vantaggio, doppio vantaggio, scusate. Santena 16-14. Arriva time out. (16 a 14) allora. Ruggiero. Attacca Ferrari. Vincente. 15 a 16, Camilla Ferrari. L'aborto del servizio. Siamo 15 a 16 a favore di Santena. Servizio battuto su Riva. Attacca subito le Stefanis, ma c'è la difesa, se ho visto, di Maines da qui, e poi il muro su Petruzziello. 17 a 15. Granieri. Forse andava out, però Ferrari che va a attaccare, viene murata. 18 a 15. Time out. Sì, sponsor. Di nuovo in diretta dal Palassere di Santena. 18 a 15 per la formazione torinese nel corso del secondo set. Ovviamente Santena adesso è messa bene perché ha 3 punti di vantaggio, soprattutto ancora i time out. Quindi può fermare il gioco quando vuole. Per noi, a parte i cambi, non possiamo più fermarlo. Salvataggio miracoloso di Malinov. Sì. Questa volta nulla da fare. Punto vincente. 16 a 18. Ovviamente una cosa è certa: se nell'eventualità nell'altro campo la situazione può andare per il verso giusto e le due panchine lo vengono a sapere, potrebbe anche succedere che magari però è un po' presto per fare previsioni. Cabatta, mamma mia, che difesa di Ferrari. Però concede una free ball. Dai, arriva Bortoli. Monaco. Petruzziello ha provato. Difesa di Malinov. Ancora Cabatta. 19 a 16. Ferrari. Oh, formaggio dato.
Stavo valutando una cosa. Nell'eventualità che Santena, se nell'eventualità che il Voglia Academy dovesse perdere di 3-0, Martinez Boschi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 3-1, 3-0. Noi possiamo anche perdere al tie break, perché siamo pari merito, no? Servizio di Deval. Ok. 20-18. De Stefanis. Bortoli. Ferrari. Malino passa l'attacco, ma c'è in difesa pronta Bortoli. Maines d'acquisto. Ancora Malinov. Difeso Monaco. Al centro Ferrari. 19-20. Petruziello al servizio. Battuto. Vedo Tesanovic che è entrata poco fa. Cabassa. Attacco vincente 21-19. Cambio palleggiatore opposto. Cabassa e Granieri per Venco e Nardoiani. Allora sul campo di Palau 21-18 a favore di Don Coleoni nel corso del secondo set. Forse lunga. Nardoianni. Maines d'acquisto. Nardoianni. Ferrari. Bortoli. Carli. Nastro. Malinov. Difeso Monaco. Forse lunghetto. Ferrari. Giocabile perché Tesanovic. E in campo! 20-21. Rientrano all'opposto del palleggiatore. Allora dicevo 21-18 a favore di Don Coleoni. 20 pari sul secondo set tra Cabiate e Bra. Secondo set Villa Cortese l'ha perso 23-25 con Legnano. Vabbè che ormai il primo posto è già in cassaforte. Giocabile. Tornato già nella metà campo di Santena. Quarto tocco. E quarto tocco. Allora, non mi è sembrato il tocco, però 21 pari, time out, sponsor.
nuovo in diretta dal Palazzer di Santena. Siamo 21 pari tra Santena e Volano nel corso del secondo set. Maines d'acquisto al servizio. Battuto. Attacco murato da Ferrari. Ci prova Malinov. Murato anche lei. Granieri Murata. 22-21 per la Rotoblast. Ancora time out, sponsor. Nuovo in diretta dal Palazzer di Santena. Vantaggio Rotoblast nel corso del secondo set. Siamo 22-21. Maines d'acquisto. Battuto. Ricevuto Tetanovic. Malinov, Murata. Però ancora giocabile. Basta però free ball. Porto. Caviglia Ferrari. 23-21. C'è un cambio. Rientra Gaia Riva per Tetanovic. 23-21. Maines d'acquisto. Battuto, bello il servizio. Ha ricevuto Riva. Deviazione. Petruzziello. Carlotta 24-21. Sadmor Rotoblast. Maines d'acquisto, ancora lei. Servizio, formaggio. Mallino. Mortali. 25-21. Rotoblast. Torniamo tra poco per l'inizio del terzo set. È una partita da infarto questa.
Di nuovo in diretta. Apriamo subito il microfono proprio quando sta per ricominciare il terzo set. 2-0 a favore della Rotoblast nel corso di questo. E iniziamo subito con il hit. Rotoblast con minus d'acquisto. Ancora Matilde. Basta muro 0. Ludo 2-0. Allora i punti. Vediamo il live score. 5-1 Palau nel corso del terzo set. Ha perso il secondo 21-25, 1 pari. Libellula vince 2-0 su Cabbiate. Villa Cortese è sul 12-7 nel corso del terzo set contro Legnano. Allora sul campo del volley del Savis Volley Academy, 18-17 per il Volley Academy. Adesso ancora Ludo 3-0, ancora Ludo. Mentre a Trento Argentario sta vincendo 2-0 sul Volley Academy, che l'anno scorso è tolto la soddisfazione la scorsa giornata di vincere con Palau. Ecco questi riassunto di questa giornata temporaneamente. Monaco. Camilla 4-0 Camilla Ferrari. Time out sponsor. Di nuovo in diretta. Ricominciamo minus d'acquisto. Basta. Prima o poi doveva arrivare il punto. Primo punto anche per Iezantena. Servizio. D'acquisto. Monaco. Liga Ferrari ha difeso Cabassa. Gagliariva. Servizio Ruggiero su minus d'acquisto. Bortoli. Giocabile ancora. Bortoli. Ancora Cami. Ancora Cami. Ancora Camilla. La grinta di Camilla. In quei denti. Io l'ho letto in quei denti proprio. Il ruggito. 5-2. Pubblicata, sì. Martinez Voskis al servizio. Vincente l'attacco di De Stefanis. 3-5. Servizio Granieri. Ferrari. Bortoli. Villa forse out. Formaggio ci arriva. Monaco. Cabazza ha provato. Ferrari. Non andava giocabile subito. Ferrari. Cavolo, peccato. Monaco.
Ferrari ha difeso Malinov. Passa l'attacco di Gaia Riva. 4-5. Deve aver preso un colpo. Ha preso forse un colpo Ferrari o a Granieri. Acquisto Bortoli. Carlotta difeso Granieri. Cabazza, Murata, Cabazza. Ancora Cabazza da attaccare. C'era arrivata. 5 pari. Tutto il servizio, Maines d'acquisto. Difeso Monaco. Manilla Ferrari ha messo una pesta. Aspettiamo di vedere la fine dell'azione del Val. Jessica! Allora notizia. Parella 23-21. 23-21 per Torino. Sì, per Volley Parella Torino. 23-21. Bortoli 6-5. Bortoli ha servito. Tentativo di muro di De Valport, andava out. Cabazza passa in mezzo al muro. Petruzziello. 6 pari. Palau 7-2 Libellula. Monaco. Camilla Ferrari 7-6. Allora finisce il secondo set 25-21 Volley Academy. 0-2. 7 pari allora. Sì, ma l'hanno dalla tribuna. Allora Maines d'acquisto. Palla in campo, in campo, in campo, in campo. In campo, in campo, in campo. 8-7. La notizia 25-21. Volley Parella Torino che adesso è sopra 2-0 sul Savis Volley Academy. Ed è importante anche per la nostra classifica perché avendo un punto da Santena, anche una vittoria al tie break potrebbe bastare per il secondo posto. Potrebbe bastare. Cabazza. 8 pari. Mamma mia ragazzi, mi sa che no, nel senso un'ansia terribile. Cabazza al servizio. Ha toccato anche il nastro al centro. Ferrari ha toccato il tetto. 9-8. Buono servizio di Petruzziello. Muro! Dal quinto! Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block.
10-8. 10-8 Rotoblas. Mamma che muro di Miners d'acquisto. Pedruziello. Ah, forse andava out, peccato. Michela Malinov. No, punto per Santena. Allora, servizio. Rottoli. Cabassa. Gai arriva. 10 pari. Va tutto. Ferrari, Bortoli. Carlotta! Miracolosa la difesa di Santena. Sì. Doppio tocco. Sì, doppio tocco. Mani e dopo piedi. Vantaggio Santena. Adesso 11-10. Battuto il servizio Ferrari. Bortoli in bagger. Alza Miners d'acquisto. Formaggio. Non ci arriva di poco Monaco, peccato. 12-10. Break di 4-0 di Santena. Andiamo forse col time out. Sì, sponsor. Possiamo anche la... Di nuovo in diretta dal Palater di Santena. Siamo 12-10 a favore di Santena. Ovviamente non è finita la partita, anche se abbiamo fatto 2-7-0. Però è una partita dalle 1000 emozioni. Martinez Moskis! Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Miners d'acquisto al servizio. Ancora 12 pari. È un vero muro questo. Perché è stato lì 12 pari. Ancora Miners d'acquisto. Out 13-12. Servizio Agnese Ruggiero, ricevuto Miners d'acquisto. Ferrari attacca, invasione della Rotoblas, credo di Camilla. Allora Villa Cortese intanto ha vinto il terzo 25-14. Abbastanza dominato questo terzo set da Villa Cortese. Il punto è mani out. 14-13. Allora
Mamma mia che terzo set. 6-1. Parella Torino, 6-1. Che inizio di Torino. 6-1 nel terzo set. Non so cosa sta succedendo a Volpiano. Servizio auto di Martinez Volsky. Non so cosa stia succedendo a Volpiano, ma 6-1 è clamoroso comunque. Servizio. Ace. Toccato da Miners da qui, 16-13. Vediamo gli altri parziali. Libellula sta per andare a vincere anche il terzo set, quindi andrà con un normale 3-0 contro Cabbiate, che ormai è già matematicamente retrocessa. 20-8. E possiamo dire ufficialmente che la Rotblast è stata l'unica squadra. È stata l'unica squadra a riuscire nell'impresa di sconfiggere Libellula. Sì, l'unica squadra che ha battuto Libellula in casa. 17-13. 19-16 Palau su Don Colleoni. Ferrari riceve, Bortoli. Camilla. Ferrari 14-17. Vediamo l'altro campo. 15 pari tra Argentario e Sondrio nel corso del terzo set. Questa è al momento la situazione su tutti i campi, visto che giochiamo tutte alle 16. Ace! Ancora Bortoli. 17-15, battuto. La bassa. Bortoli. Ferrari. Camilla Ferrari. 16-17. La Bortoli del servizio, 17-16. Monaco, giocabile. Non ci arriva questa volta Monaco. 18-16. Servizio out di Gaia Riva. 18-17. C'è un cambio. Esce Gaia Riva ed entra Alice Tesanovic. Tesanovic. Vabbè, ho capito che quest'anno di pronuncia ne so una. Non ne so una più del diavolo. Camilla Ferrari il servizio. 1-0 Monaco. Bortoli. Carli 18 pari. 18 pari. Ferrari. Battuto. Cato su Cavatta. Ferrari è salvato. Ancora Carli. Giocabile ancora. Ora. Deviazione di Carli. Peccato. 19-18.
Ovviamente vincere sto set non abbiamo più bisogno neanche di guardare a Volpiano. Ferrari. Bortoli. Lunga, lunga. Però giocabile. Bortoli. Carlotta. La batta. Out. 19 pari. Deval. Jessica, 19 pari. Servizio battuto. Ah, in rete. 20 a 19. C'è un cambio. Esce Cabazza per Venco. Prima hai fatto per il servizio e basta. Allora finisce a Libellula 3-0, 25-12 il terzo set. Quindi Libellula chiude la stagione con una grande vittoria in casa. Su 13 partite, 12 su 13 vinte. L'unico neo, per dirla per loro, lo 0-3 subito. Esatto. Time out, sponsor. In diretta Palaser di Santena ormai va là 21-19. Stazione sul campo principale che a noi interessa e anche a Santena. 6-10 il punteggio adesso, sempre a favore di Volley Parella Torino. Monaco, Bortoli. Carlotta 20-21. Sicuramente la nostra vittoria ci toglie, sapendo che Volley Academy è già sotto di 2 set, ci dà già la certezza del secondo posto, a prescindere, perché ne guadagniamo 3 su Santena e sicuramente 2 su... sicuramente 1 su Volley Academy. Nell'eventuale quarto! 21 pari! 21 pari! 25-21 Palau su Don Colleoni. 2-1 il punteggio sul campo di Palau. Rientra Riva. E 7-11 intanto sul campo di Volley Academy. 7-11. Quindi un punticino rosicchiato. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta Palaser di Santena 22-21. Guarda, Santena ormai non si capisce più niente. Santena o Santena? Petruziello. Malinov. Nato. Porta lunga Bortoli. Tentativo di Murata di Martinez Boschi. Ah, è passato. È passato.
Servizio. Ferrari. Lunga per Maines. E c'è Linva. Gol, no! È noto il punto, 23-22. Stavo per dire invasione nostra. Però non protesta nessuno di Santena, quindi... No, però vuol dire che non era nostro. Lo so. Maines d'acquisto. Oh! Match point Rotterdam 22-24. Mamma mia ragazzi. Ancora Maines. Maldotto. Chiudila tu. Out, peccato. 23 a 25 a 24, scusatemi, non sto più sparando. 24 a 23. Di nuovo cambio. Ruggiero al posto di ha il libero Lazarin, che oggi gioca nel ruolo di schiacciatrice. Lì c'è Lazarin. Lazarin al servizio. Battuto Maines. Bortoli. Ferrari ha salvato. Riva. Maines acquisto. Però deve concedere una free ball. Riva. In mezzo al muro di Bortoli. Parità. No, parità. Ci sta. Ancora Lazarin. Battuto. Ancora Maines d'acquisto. Bortoli. Ludo. Out. Si è rinvertita adesso set ball. Santena. Lazarin ancora. Battuto. Out. 25 pari. Ludo. Rientra Ruggiero. A 11. Allora 25 pari. Ludovica, Martinez, Zvolskis. Probabilmente finirà prima questo set, sicuramente. Martinez, Zvolskis. Out. Ilaria Granieri. Ferrari. Carlotta. C'è la difesa di Cavazza. E arriva il punto. Si giocherà almeno un quarto set, ragazzi. 27 a 25. Andiamo con gli sponsor e poi torniamo al quarto set.
Di nuovo in diretta, mamma mia ragazzi, è altalena di 1000 emozioni. E siamo 2-1 però. Quindi non c'è ancora un vincitore qua. Camilla, primo punto. 1-0. Allora, io tengo un attimo d'occhio ancora a Volley Academy, perché se finisce il terzo set a favore del Volley Barella sarebbe matematicamente salvo. E sicuramente i playoff sono già decisi. Cioè, almeno di squadre. Deva al muro! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ludo. Basta, pallonetto. Punto vincente, 2-1. Adesso 2. 18-16. Ruggiero al servizio. Ferrari, Bortoli. Carlotta. 3-1. Allora, risultato ufficioso anche a Trento. Trentino Energie Argentario vince 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Quindi si chiude anche la stagione di Argentario e Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, che salutano la Serie B1. Attacco di Riva. Bortoli. Camilla 4-1. Allora, a Palau 11-6 a favore di Don Coleoni. 6-11 nel quarto set, 2-1 Palau. Sì. Poi a Villa Cortese 18-19 a favore di Legnano nel corso del quarto set. Conduce zampata di Granieri. 2-4. Dicevo 18-19 per Legnano, 2-1 a favore di Villa Cortese. Mauro. Intanto a Volpiano aggiorno solo perché sono stati abbastanza fermi col tabellino. Provato De Val. Ribol. 18-19 il punteggio. Sempre Torino. 5-2 intanto. Un punto adesso. Ovviamente se il Volley Academy perdesse sto set, Cavazza, difeso Monaco. Magnez da qui sta difeso Cavazza al centro. Rimane la difesa di Monaco su Malinov. Ferrari Malinov. Muro. E Muro De Val. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. A Volpiano 19 pari. E adesso sì che la situazione inizia a farsi un po'. Ferrari. Formaggio ha ricevuto. Granieri attacca al centro De Stefanis. Parazione di quarto tocco. 7-2. Almeno. Time out, sponsor.
Vantaggio di nuovo in diretta dal Palasser di Santena. Siamo 7-2 per la Rotoplas. Intanto il Volley Academy è passato per la prima volta in vantaggio, a meno che non abbia fatto quel punto a inizio set. A meno che Torino non abbia un po' allentato la tensione col fatto di avere preso almeno il punto. Punto di Gaia Riva. Riva. Out. 8-3. Tornato in vantaggio Torino intanto, 20-21. Difesa De Valli intanto. Carli! 4-8. Non era anche in campo, però vabbè. Allora è tornata. Chiamata. Capitano. Mi sa che arriva. Richiamo. A Diego Ficarra è arrivato il richiamo. Per protesta eccessiva. 4-8. Ha fatto una protesta troppo esagerata, gli ha alzato il cartellino a Diego. Vabbè, anche se lo danno anche partita è un richiamo, il cartellino giallo è un richiamo. De Stefanis, servizio. Bortoli. Carli. Out. È in campo. Sì, è in campo. Stata brava Cabazza col salto a dare l'idea di toccarla. (21 pari intanto a Volpiano. Minus da qui 9-5, scusate. Di nuovo vantaggio Parella, 22-21. Cabazza. Oh mamma mia, Petruzziello cosa ha tirato su. Ferrari. Bortoli. Maines d'acquisto. Lalla! The Wall! 10-5. Lalla Bortoli. Allora 10-5. Scusate se sto inseguendo un po' poco la partita, però veramente provo a aggiornare, vediamo. Adesso, no, proprio adesso manca il segnale. Truzziello. Cabazza. Deviazione. Ecco, vediamo un po'. E... adesso le abbiamo in linea le due partite. Sempre nei momenti decisivi si impara. Cabazza. Bortoli. Ludo! Che va subito a scusarsi con Silvia Formaggio. 22 pari. 6-11 il punteggio. Ines d'acquisto. La batta a muro 0. 7-11. Non si aggiorna.
Michela Malinov al servizio. Porto subito dall'altra parte. 8-11, ha provato. Metta subito di là, ma il muro era pronto. (23 pari). Giocabile. Es d'acquisto. Cavazza. Ferrari, Murata. È finita! Volpiano ha perso 3-0, quindi è ufficiale, siamo ai playoff! Che tanta ai playoff! Quindi qui è tutto! Quindi qui è tutto adesso! Chi arriva a secondo perché adesso è ufficiale! 12-9! Siamo ai playoff tutte e due! A prescindere da come va! Qui ci giochiamo il secondo posto adesso, perché adesso 3-0 finisce a Volpiano, quindi possiamo ufficializzare Santena, Volano Volley ufficialmente ai playoff! Ed è ufficialissimo adesso! È ufficiale! A prescindere adesso, comunque bisogna continuare a giocare, ma comunque bisogna comunque gioire, perché comunque va! È ufficiale i playoff! E adesso non c'è neanche più bisogno di guardare il live score ormai! Adesso è tutto qui! Villa Cortese, noi e loro per il secondo posto, e Volpiano sicuramente quarta, a prescindere. Camilla Ferrari, 13-10. Intanto è finita anche a Villa Cortese, 3-1. Ha vinto Villa Cortese. Linda, è per te questo, Linda, è per te. Siamo ai playoff. E anche per te, Sve, Gilberto, che non siete qua presenti. Giocabile ancora Rotoblast. Attenzione. Buona. Carli. Forse era il salvataggio. Allora, a Palau invece è 20-17 per Doncoleoni. 11-13. È servito su Monaco Bortoli, non ho visto neanche chi ha tirato. Forse Granieri. Carlotta, 14-11. 14-11. Guarda malissimo. Terzo anno di fila che andiamo ai playoff. Dipende se arriviamo secondi o terzi. In base al piazzamento sapremo se giochiamo la prima in trasferta o la prima in casa. Cabazza. Bortoli. Maines d'acquisto! Adesso l'urlo me lo tengo alla fine, a prescindere, perché sì? Allora però però almeno hanno capito. Cabazza, murata da Petruziello. Ancora Cabazza. Monaco. Ferrari.
giocabile. Punto Rotblat. 16 a 11. Non ho capito se alza una portata o... un urlo degno del radiocronista Francesco Repice, questo. Quello dei l'urlo dei playoff probabilmente. Camilla Ferrari al servizio. Granieri, Cavazza in mezzo al muro. Petruziello De Val. 12 a 16. Allora, c'è tanta emozione adesso. Allora, servizio in rete di Tesanovic, 17 a 12. De Val al servizio. Attacco vincente di Malinov. 13 a 17. Allora, 14 a 17. De Stefani. Attacco di Petruziello, difeso da Nieri. Rata Cabazza. Riva. Monaco. Maines d'acquisto. La Bortoli. Capo in capo. E vabbè. Diego non dice più niente. Fuori? Sì, anche Diego non ha reagito. 15 a 17. Carlotta! Lo so, l'ho vista. Attacco di Cavata vincente. 16 a 18. Servizio di Benco, che è appena subentrata. Camilla Ferrari, difeso Formaggio. Benco. No! Quasi vincente di Ruggiero. Minus d'acquisto Murata. Monaco ancora giocabile. Camilla Ferrari, Tesanovic. Benco. Che tentativo. Minus d'acquisto, Benco. Ferrari. Martinez Boschis. Ludovica Martinez Boschis, 19 a 16.
16. Haines d'acquisto. Benko. Monaco. Bortoli. Carli. C'è il tocco a muro. C'è il tocco a muro. C'è il tocco a muro. No. 20-16. Matilde Maines d'acquisto. Battuto. 17-20. Lui è lo scout. Servito in rete di Malinov. 21-17. Chi? Lo giro io allora. Ho detto lo giro anche a lui. Giocabile, giocabile, giocabile. Fede. Sì, Fede. Scusate. Camilla. Salvato Maines. Sì. Sì. Giusto, giusto. Sì, giusto. Ruggiero lascia il posto ad Alice Lazzarin. Lazzarin. Out. Servizio di Lazzarin. 22-18. Rientra Ruggiero. Palau ha aperto il quarto set 20-25 ed è sotto 2-4 al tie break. Ah sì, è vero, perché ha vinto di 3. Quindi è un set che non serve a niente purtroppo a Don Colleoni per agguantare i play out, perché perde un punto in classifica e la matematica già la condanna. Quindi praticamente giochiamo noi e a Palau. Lala Bortoli, servizio. Questa è un po' lunga. Palla in nostra nella metà campo di Sant'Ela. 23-18. 23-18. Bello il servizio di Lalla. Jessica Murata. 19-23. Nardo Ianni al servizio. Battuto. Ferrari. Bortoli. De Valla messa di là. Non era giocabile per lei. Al centro. Malinov. Bortoli. Ferrari. Camilla. 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 Ferrari. 24-19. È il match ball. Che valerebbe il secondo posto. Ferrari. Battuto. Malinov. Dall'altra parte. Maines. Finita qui la partita. Secondo posto in classifica per la Rotoblad Volano Volley, che chiude il secondo posto
nonostante l'assenza di Djokovic e di Svetlana Longa, siamo arrivati secondi. È l'impresa delle ragazze di Diego Ficarra che chiudono la regular season secondi. Impensabile all'inizio della giornata, impensabile, non così incredibile, dopo 2 set giocati benissimo, ma le nostre ragazze doppiano l'impresa ed è un'impresa leggendaria. Siamo per il terzo anno ai playoff, è un'impresa incredibile. La gioia è incredibile! Siamo in playoff! Lasciamo la diretta aperta, io adesso devo andare a fare la foto della gioia per le nostre ragazze! Grazie a tutti voi che siete stati qui all'ascolto della nostra diretta! Grazie Silvia Briani, Alan Berloppa, il commento tech per la regia. Lorenzo Miracapelli vi saluta e vi dà appuntamento ai playoff. Giocheremo in trasferta l'andata, il ritorno nell'infrasettimanale in casa. Grazie a tutti andiamo e ci vediamo ai playoff. A tutti voi una buona serata, dolcissima, grandiosa serata a tutti.